Buonasera e benvenuti alla 10ª puntata in stagione di calcio di rigore. Stasera come sempre tantissimi servizi video concentrati anche specialmente sui gol della Serie D, Girone D, Girone F, ma vado a presentare subito chi mi affiancherà nella conduzione. Do il ben ritrovato alla nostra giornalista Jenny Bronzetti. Ciao Jenny. Ciao Daniele, ben trovato. Ciao. Buonasera a tutti quanti i nostri telespettatori, buonasera anche ai nostri ospiti che io andrei subito. Andiamo subito a presentarli, esatto, rompiamo subito il ghiaccio. Allora, ecco che iniziamo con il nostro parterre, come sempre con noi, e io ne sono molto felice, Giacomo Alpini, buonasera. Ciao Jenny, buonasera a tutti. Ciao Giacomo. Accanto a Giacomo Alpini questa sera c'è un attaccante, precisamente un attaccante delle Cervia, Victor Ndoka. Buonasera Victor. Buonasera a voi. Ciao, buonasera Victor. a tutti. E andiamo avanti, continuiamo a presentare i nostri ospiti. Accanto a Victor c'è un allenatore, precisamente l'allenatore del Gabice Gradara. Diamo il benvenuto a Massimo Scardovi. Buonasera a tutti. Buonasera mister. Ciao. E poi accanto a mister Scardovi c'è il nostro Renzo Baldisserri. Buonasera a tutti. Ciao a tutti. Renzo, ciao, ben ciao. trovato. Ciao Renzo. Ciao. Allora, parleremo perciò tanto ovviamente di Serie D, come hai detto tu, ma anche di eccellenza, di promozione, di prima categoria con i nostri ospiti, tantissimo. Allora, io prima di andare però a vedere subito la Serie D, andrei subito a fare una battuta così ai nostri ospiti, se sei d'accordo. Partirei subito da Victor. Victor, ieri... È un bel risultato rotondo, a parte che in promozione ci sono stati un sacco di gol nel girone D, dopo andremo a vedere appunto tutto il turno, però in particolar modo il Cervia ha un bel 6-2 contro il Nova Feltria. Un risultato un po' bugiardo, 6-2, sì, abbiamo giocato bene, è arrivato questa vittoria bella, però il risultato è un po' bugiardo, dai. Nova Feltria non è una squadra così maluccia, però noi siamo stati bravi e abbiamo portato la partita verso la direzione giusta, però dai, secondo me è un risultato un pochettino bugiardo, non è un risultato così giusto, insomma. 6 gol sono un po' tanti, però Nova Feltria, anzi faccio in bocca al lupo e non mollate perché sicuramente sono una buona squadra e faccio in bocca al lupo. Super sincero Victor. Molto bene. Sì, infatti. Bravo Victor, ti rende assolutamente onore. Sì. È la verità, perché comunque fare 6 gol sicuramente è tanta roba per noi, non era ancora successo quest'anno, spero che ricapita quasi tutte le domeniche, però non è così semplice, insomma, però dai, speriamo che insomma la prossima partita basta anche un 1-0 per vincere. Assolutamente sì. Mister, ieri una vittoria anche per voi una vittoria fuori casa di misura. Sì, è stata una partita combattuta contro sicuramente una delle accreditate alla vittoria finale e nel primo tempo secondo me abbiamo fatto una buona gara dove potevamo anche andare in vantaggio di un paio di gol per le occasioni che abbiamo avuto. Il secondo tempo è stata una battaglia dove i ragazzi sono stati veramente bravi a portare in porto questo risultato perché ci tenevamo tanto a portare a casa 3 punti, ecco. Quindi è stata una partita che per noi vuol dire tanto per il proseguo del campionato, quindi ci voleva e l'abbiamo ottenuta con la voglia, con lo spirito giusto e portare a casa 3 punti contro il Filottrano non è stato facile, ma sicuramente è stata una partita che ci deve dare quella spinta per il proseguo del campionato, ecco. 3 ottimi punti, quindi mister, io dopo la farò intervistare più approfonditamente da Renzo Baldisserri che conosce molto bene, sì. che conosce molto bene la realtà. Adesso però rimetterei ordine e partirei appunto dalla Serie D, in particolar modo dalla Serie D Girone D, andando a vedere che cosa è successo ieri e in tutta quanta la giornata. Ieri si giocava la 9ª giornata di campionato e i risultati sono stati i seguenti. Alfonsine Carpaneto 1-1, il Calvina Sport ha vinto in casa del Breno per 3-2, la San Maurese ha ceduto in casa del Cili Verghe per 2-0, ha giocato anche con un uomo in meno se non ricordo male. Correggese Forlì è finita 1-1, è un 1-1 un po' amaro questo qui per il Forlì che oltre ad aver pagato un rigore ha preso il pareggio al 95esimo, aveva parato il rigore, era passato in vantaggio e poi proprio a fine partita a tempo scaduto è arrivato il pareggio. Crema Mantova 2-2, Fiorenzuola Fanfulla 1-1,
Lo Sporting Franciacorta in casa del Mezzolara ha vinto per 4-1, Progresso Sasso Marconi 3-2, Savignanese Lentigione è finita 2-2 in perfetta parità. Tanti risultati importanti, guardavo il Mantova che si è fermato proprio sul campo del Crema, come leggevi dai risultati. Sì, una cosa che non ci si aspettava, il Mantova che rimane in cima alla classifica a 23 punti, però insomma ha subito uno stop che non era prevedibile. Il resto della classifica, il Fiorenzuola 21 punti, Correggese 18, Mezzolara 16, Lentigione, Progresso e Crema 14, Sporting Franciacorta, Fanfulla e Breno 13, Ciliverghe, Mazzano 11, Forlì e Alfonsine 10, Savignanese 7, Sasso Marconi, Calvina e Vigor Carpaneto Sasso Marconi e Calvina, scusate, 6 punti, Vigor Carpaneto e San Maurese invece chiudono la classifica con 5 punti a testa. Eh sì, tanti risultati importanti. Giacomo, un piccolo punto per quanto riguarda la Savignanese che serve a muovere la classifica, invece un passo indietro per quanto riguarda la San Maurese. Un piccolo punto però con un grosso rammarico, perché ha subito il pari al 93esimo su rigore, un rigore che ho visto all'immagine un po' dubbio, quindi sicuramente a Savignano non saranno contenti di questo punto, anche perché giocavano con una squadra ben attrezzata e quindi i 3 punti sarebbero stati un motivo d'orgoglio e oltre che una boccata d'ossigeno per la classifica. Però un appunto, nessuno si aspettava il pareggio del Mantova, io sinceramente sì, perché anche settimana scorsa avevamo esaltato questo Crema che ha una rosa attrezzata per far bene in questo campionato. Ricordiamo che in panchina siede un certo Tacchinardi, quindi di tutto rispetto. È logico che il Mantova ha una rosa superiore, però ci sta, con il Crema fuori casa ci può essere questo pareggio. Ci sta. Allora, io prima di andare avanti, visto che abbiamo un servizio che riassume splendidamente i gol di tutte le squadre romagnole impegnate appunto nel campionato di Serie D Girone D, andrei a vedermi il servizio. Alca Servizi è specializzato nell'outsourcing qualificato della funzione logistica, nel servizio di facchinaggio, di trasporto, di produzione, ricerca del personale e pulizie civili e industriali. Noi di Alca Servizi offriamo ai nostri clienti gli strumenti per beneficiare di una maggiore flessibilità e una significativa ottimizzazione nella struttura dei costi aziendali. Per maggiori informazioni consulta il sito alcaservizi.com. Alca Servizi, la tua fiducia è nelle nostre mani. Giornata numero 9 di Serie D Girone D, fa notizia il pari del Mantova bloccato 2-2 sul campo del Crema, mentre per quel che concerne le squadre della nostra zona, l'Alfonsine pareggia per 1-1 contro la Vigor Carpaneto. Ospiti avanti con Confalonieri, pareggio Ravennata 2 da termine con Casadei. Perde sul campo del Ciliverghe la San Maurese, risultato all'inglese per i padroni di casa che con 2 gol fotocopia confezionano i 3 punti, di Franzioni e Confalonieri le marcature. Pareggia per 2-2 la Savignanese, 2 volte sopra la squadra di Farnetti non riesce a vincere. Il primo gol arriva per opera di Guidi, che viene annullato da Ferri. Il nuovo vantaggio di Tamagnini viene annullato invece questa volta dal penalty di Caprioni per il Lentigione al minuto 95. Invece se di rigore si parla, ben 3 fischiati nella gara tra Progresso e Zola. Draghetti dal penalty apre le danze per gli ospiti, Ciamungu pareggia per i locali, Zola nuovamente in vantaggio questa volta con Rappai, ma il Progresso la ribalta con 2 rigori trasformati da Girotti. Finisce 1-1 tra Correggese e Forlì, Pacchioli porta avanti i Galletti che si fanno raggiungere al 94esimo da Maddidini. Conte qua. Lui non se n'è accorto, ma noi a proposito tu gli facevi i complimenti, ma nella scritta sopra è apparso Victor, Conte e Ndocca, quindi solo per lui. È giusto così. Non l'ho visto, no, grazie. Allora, io con Stefano dalla regia andrei a vedere il prossimo turno e poi ti chiedo della San Maurese appunto di rispondermi alla domanda di prima. Eccolo qui, Calvina Sport Alfonsine, Fanfulla Crema, Forlì Progresso, questa è una bella sfida. Lentigione Correggese, Mantova Mezzolara, San Maurese Breno, Sasso Marconi Fiorenzuola, Sporting Franciacorta Ciliverghe, Vigor Carpaneto Savignanese. De Forlì ha già detto Jenny, qualcosa in più
per quanto riguarda la San Maurese, ultima in classifica, sempre più sola. Sì, purtroppo anche ieri un risultato negativo, c'è qualche rammarico per 2 gol annullati. Io ho visto le immagini, il primo a mio avviso, il fuorigioco c'è netto, forse qualche dubbio sul secondo, però quello che preoccupa di più sono i numeri, 20 gol subiti, forse sono un po' troppi. Conoscendo Mister Protti mi sembra molto strano che una squadra allenata da lui prenda così tanti gol. È vero, come diceva Jenny, ha influito anche l'espulsione di Lombardi, però 20 gol complessivi in queste partite sono tanti, troppi. sono tanti, assolutamente. Va bene. Allora, andiamo avanti e passiamo alle Serie D Girone F, andiamo a vedere tutti i risultati e la classifica, come si è mossa la classifica. Porto Sant'Elpidio, Jesina è finita 1-0, Matelica Vasto Girardi 3-0, Montegiorgio San Giustese vince la San Giustese per 1-0, Città di Campobasso vince in casa dell'Olimpio Agnonese per 2-1, Pineto Avezzano 1-0, Real Giulianova Chieti 1-0, Recanatese Tolentino 3-1, l'Athletic Terme Fiuggi vince in casa delle Cattolica e qui adesso ne parleremo al Calbi per 2-0, Vastese Notaresco e 0-1. Ieri abbiamo inaugurato il Calbi e c'è stata una bellissima festa di inaugurazione, ci si aspettava una bella prestazione dal Cattolica. Io la partita non l'ho vista, però si è parlato di 2 gol annullati che c'erano, non c'erano, insomma ci sono dei forti dubbi. Renzo, tu che cosa mi sai dire di questa partita? Ma io la partita non l'ho vista, so che in questo momento il Cattolica forse gioca bene, però quello che veramente mette in campo non raccoglie quello che semina. Chiaro che domenica hanno inaugurato il Calbi, però certamente è stata un'inaugurazione un po' infelice. Chiaro che forse il Cattolica San Marino meritava qualcosa di più. Come hai detto te, questi 2 gol annullati nei primi 45 minuti, i tifosi del Cattolica ci sono un po' innervositi. È chiaro che secondo l'immagine, che io l'ho visto la partita in un'altra emittente televisiva, a me sembravano che i gol potrebbero essere anche regolari. Anche io ho sentito da diverse campane la stessa cosa che hai detto tu, Renzo, che insomma i fuorigioco erano molto dubbi, ma entrambi. Sì, non è facile per un assistente, certo. Che io poi l'ho fatto, il guardialigno, ho fatto l'arbitro, perciò non è facile. Però vedendo delle immagini è chiaro che i gol sembravano regolari, però l'arbitro, il segnalino in quell'istante ha deciso così, però diciamo in 30 per tutto ci sta, però in base alle gare, ai risultati degli ultimi partite, il Cattolica forse non merita queste sconfitte, ecco, merita qualcosa in più, però ancora il mister Cascione, la sua panchina non trema. Anche perché adesso la posizione però del Cattolica in classifica, insomma, è sempre più difficile. È sempre più notte buie. Esatto, ha soltanto 3 punti in 9 gare giocate, in 17ª posizione, insomma, ha fatto peggio soltanto la Jesina fino adesso. Sì, senz'altro. Allora andiamo a vedere anche tutta quanta la classifica e come si è mossa velocemente. Notaresco e Recanatese sono in cima con 24 punti, Pineto 17, Porto Sant'Elpidio 16, Matelica 15 punti, Montegiorgio 14, Vasto Girardi 13, Olimpia Agnonese, Real Giulianova e San Giustese 12 punti, Vastese, Città di Campobasso e Terme Fiuggi 11 punti, Chieti 10 punti, Avezzano 8, Tolentino 7 punti, come stavamo dicendo appunto il Cattolica appena 3 punti, a Jesina in ultima posizione con 2 punti. Ebbene, questo era dunque l'ultimo turno che vede una classifica sempre più deficitaria, come dicevate voi, per quanto riguarda il Cattolica. Io andrei a vedere con il contributo della regia il servizio dei gol di tutte le squadre del Girone F. Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. In botta il nostro motto: da sempre offriamo qualità. Siamo attrezzati di ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese, Poggio Berni. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com.
Nella nona giornata in Serie D Girone F vincono entrambe le capoliste, mantenere il risalto e i derby del Molise tra Agnonese e Campobasso, ospiti vantaggio al quinto con Musetti direttamente dagli 11 metri, raddoppio rosso-blu per opera di Cogliatti. Dimezza le distanze per Agnonese al 63esimo, Nicolao vince sempre di rigore la San Giustese a Monte Giorgio, decisiva la marcatura di Pomiro al minuto 93. Il Matelli che invece si libera con un netto 3-0 dalla matricola Vasto Girardi. Bordo con una doppietta regola i molisani che tracolano al 47esimo definitivamente grazie a Leonetti. A Recanati Tolentino passa grazie a una punizione di Minozzi, la Recanatese invece prima pareggia con Borelli, poi passa con Pera ed infine al 90esimo chiude la pratica con Nodari. Vince anche l'altra capolista notaresco in quel di Basto, alla quale basta un gol di Sansovini al 47esimo. Al Giugno 9 invece il derby abruzzese, decisivo Suriano dal dischetto, mentre il Pineto sempre di misura ha la meglio sull'Avezzano grazie a gol di testa firmato da Pepe. Il Cattolica perde in casa 2-0 con i Fiuggi, in gol con Basilico e Macri. Invece il Porto Sant'Elpidio si aggiudica il derby marchigiano con la Jesina con un gol di Maio al minuto 80. Sei stato anche a Campobasso tu, Massimo, mi ricordo. Sì, un po' di anni fa. Infatti quando ti ho visto li ho visti. Facevamo la Serie C1, quando c'era la C1 e la C2. È stata un'esperienza bellissima. Piazze importanti questo giro. Piazza, sì, il Girone F è sicuramente un campionato molto molto bello, impegnativo, squadre importanti. Campobasso sicuramente vedendo la classifica non sta facendo bene, però c'è la Recanatese quest'anno che forse ha qualcosina in più rispetto alle altre, può fare bene, può arrivare alla vittoria finale del campionato, quindi campionato tosto e spero che il Campobasso magari riesca a rimettersi in carreggiata, a poter giocare per ambire a salire di categoria, ma guardando un po' la classifica sarà dura. Molto difficile, tra l'altro il Canatese con un ex Rimini come Pera, Bomber che ci ha fatto vincere la Serie D. Già. Allora andiamo a vedere questi messaggi. Sì, andiamo a vedere i messaggi, esatto, perché ne stanno arrivando parecchi. Allora, inizierei con questo che dice: Alpini oggi con quella camicia sei veramente bello. E io sottoscrivo, sono assolutamente d'accordo. Chiamano. Sono d'accordo. Poi, risultato amaro per noi ieri, ma il Perticara non molla. Contro tutto e contro tutti i tuoi tifosi. Beh, questi sono i tifosi del Perticara. Dopo abbiamo anche il servizio del Perticara. Dopo lo andiamo a vedere, esatto. Un grande saluto a Victor Conte 27, ditegli che quando ha finito di fare il professionista, puntini di sospensione, lo aspettiamo a San Zaccaria. RL3 firmato. Grande Ricky, un abbraccio. L'abbiamo identificato. Bomber. Conte, dopo Uomini e Donne sei a calcio di rigore, con quel cappello ci fa impazzire. La corteggi la Jenny, questo adesso soprassediamo sull'ultimo. No, fai rispondere, scusa, no. Soprassediamo. Rispondi. Ma la Jenny è bellissima. Grazie. Abbiamo un lungo messaggio per quanto riguarda il Perticara, partiamo subito, Sì, lo puoi già leggere, poi dopo tanto vediamo la partita, la facciamo commentare anche da Renzo. Va bene. Allora, scusatemi se approfitto, ma non sono abituata a mandare SMS durante la trasmissione, quindi se avete tempo vorrei faceste da portavoce e diceste che ci scusiamo se abbiamo esagerato nella contestazione, ma siamo esasperati da situazioni negative che si ripetono in continuità. In momenti di difficoltà, quando non va bene niente, se finalizzassimo quanto crediamo sarebbe meglio, gli episodi contano e contano tanto. Se facessimo un dossier, come dicono le grandi, qualcuno si dovrebbe vergognare. Forse siamo antipatici, ma sono orgogliosa di come i ragazzi, nonostante le difficoltà, affrontano il campionato e se siamo ultimi non è solo per demeriti nostri. Grazie per l'attenzione. La presidentessa Gloria, che salutiamo, Gloria del Perticara. Complimenti, esatto. Gloria, bello questo messaggio. Molto sì. Corretto e dopo chapeau. Lo faremo commentare che Renzo è stato un direttore di gara, ti farò vedere appunto degli episodi che sono successi in quella partita e dopo Renzo li vedremo con te. Vogliamo leggere anche questi ultimi due e poi lasciamo la parola a loro? Assolutamente sì. Conte, a proposito di calcio di rigore, ci racconti il tuo rigore al 90esimo? Ah, quello che mi hai mandato oggi. No, chi l'ha scritto? Dimmi chi l'ha scritto. Io non è firmato. Non è firmato. Beh, dai, uno scavetto. Calcio di rigore importante quello, dai. Ok? Questo Conte è pericoloso. Allora, abbiamo ancora sul Cervia. Allora, visto che abbiamo qui Victor, ne approfittiamo. Salve a tutti. Come sta andando il Cervia dopo un inizio traballante? Grazie, un saluto alla punta del Cervio. Alla punta del Cervio, Victor. Sei contento? Sì.
Ma io sono sempre contento. Ci mancherebbe. Il calcio è un divertimento, viene dopo, quindi è uno sport bellissimo. Fortunatamente sono cresciuto sempre a giocare a calcio. Il Cervia in questo momento sta facendo molto bene, grazie al mister, sicuramente si vede la sua mano. 5 risultati consecutivi no, però su 5 partite abbiamo fatto 4 vittorie, abbiamo perso contro i russi, che ci può stare perché comunque è una squadra che lotterà fino alla fine insieme a noi, perché adesso metto insieme a noi perché noi vogliamo arrivare primi o secondi sicuramente, perché l'anno scorso siamo arrivati terzi e quindi bisogna fare un po' meglio quest'anno, quindi ci siamo anche noi. Si vede subito, si è visto la sua mano di Bondi, del mister Bondi. Stiamo facendo molto bene, c'è un gruppo bellissimo che saluto tutti, tutta la squadra, e voglio un gran bene a tutti e sicuramente sono sicuro che con questo gruppo, con questo spirito che abbiamo adesso, arriveremo fino in fondo. Speriamo, speriamo. Allora, ne abbiamo una per Mister Scardovi, in realtà abbiamo diversissimi, qua stasera pullulano, ma abbiamo domande per Giacomo, adesso piano piano arriviamo per tutte. Allora, Luca da Como, ciao a tutti, per Mister Scardovi, complimenti per la bella vittoria di ieri. Si è spento, ti stanno chiamando. Ci stavano chiamando, esatto, è partita una telefonata. Allora, ciao a tutti, per Mister Scardovi. Luca da Como. Guarda, ancora sta chiamando, va bene. Ok, allora, ecco, ce la possiamo fare. Proviamo, terzo tentativo per Mister Scardovi, era sempre Luca da Como. Complimenti per la bella vittoria di ieri a Filottrano, che dà una boccata di ossigeno agli adriatici. Gabice Gradara, bella in trasferta, ma in casa i 3 punti faticano ad arrivare. Dov'è il problema? Comunque non si molla, avanti Burdel. Il problema c'è sicuramente, perché in casa abbiamo fatto 3 pareggi e 2 partite le vincevamo 2-0 e abbiamo pareggiato, e l'altra invece perdevamo 1-0 e siamo riusciti a portare a casa un punto. Sicuramente siamo ancora in una strada di crescita, dobbiamo ancora, secondo me, abbiamo ampi margini di miglioramento. È ovvio che la vittoria, come detto prima, la vittoria di ieri ci deve dare quella spinta in più per fare ancora meglio, perché abbiamo tutti i mezzi per farlo. C'è una società che è molto passionale, una società che ci tiene molto alla squadra, quindi ci segue sempre con passione. E è ovvio che sta a noi cercare di migliorare questo trend, anche se mi piace guardare il bicchiere mezzo pieno, siamo a 5 punti dalla prima, ecco, quindi non è che siamo lontani, siamo partiti un po' così, un po' diciamo non ancora facendo un calcio che a tratti tante partite l'abbiamo fatto, abbiamo fatto buone giocate, però dobbiamo dare continuità, perché secondo me abbiamo i mezzi per poter fare bene. Ecco. Non dico vincere, perché la società ha chiesto di fare un campionato, un buon campionato, ma ci possiamo togliere delle belle soddisfazioni. Delle soddisfazioni, grazie mister. Luca da Como, adesso devo andare a vedere, pensare chi è sto Luca da Como. No, è un grande tifoso, ci scrive da anni. Okay. Ci segue sempre e pensavo a Cattolica. Ok, bene. Si è innamorato di Renzo e di Giacomo. È un grande. A posto, bene. Va bene, prossimo turno, acceleriamo un po', poi lasciamo la parola a Jenny anche per vedere i prossimi servizi. Renzo, preparati perché adesso arriviamo anche all'eccellenza. Allora, Atletico Terme Fiuggi, Recanatese, Avezzano Matelica, Città di Campobasso, Real Giulianova, Jesina Montegiorgio, Pineto Vastese, San Nicolò Notarisco Agnonese, San Giustese Chieti, Tolentino Porto Sant'Elpidio, e qui ostico incontro per quanto riguarda i Cattolica, perché va sulla matricola che sta sorprendendo un po' tutti, il Vasto Girardi, quindi davvero una sfida molto difficile in terra molisana. Passiamo all'eccellenza. Scendiamo di categoria, andiamo in eccellenza si è giocata la 9ª giornata di campionato, girone B, allora andiamo a vedere tutti quanti i risultati che dopo faremo commentare al nostro Renzo. Innanzitutto il Classe perde di misura in casa contro il Castenaso, la partita finisce 1-0. Punto prezioso del Duca, che sotto di 2-0 è riuscito a pareggiare in casa della Copparese del Duca Ribelle finisce 2-2. Corticella Castrocaro finisce 2-0, il
Castrocaro appunto perde in casa del Corticella e cede il passo alla nuova capolista. Diegaro Argentana 0-1 il risultato, il Diegaro perde la partita e anche la vetta solitaria. Cavaronco Tropical Coriano finisce a reti bianche, Fia Riccione Vadese Zola finisce 3-1, una tripletta della Fia, dopo appunto ce ne parla Renzo. Granamica Sampa Imola 2-0. Una solida Marignanese batte il Medicina per 3-0, Sant'Agostino Masi Voghiera finisce 5-0. Allora, prima di andare a vedere come si è mossa la classifica, Renzo, questo Fia Riccione. Ma io vorrei cominciare un po' da in alto. Chiaro che con i risultati di ieri è stato, diciamo, tutto appannaggio sia della Fia Riccione e della Marignanese. Sì. E il pareggio del Duca Ribelle e la sconfitta del Diegaro hanno riagganciato con prepotenza queste due bellissime realtà, vale a dire la Marignanese che ieri ha tenuto, non vado errato, la sua terza vittoria consecutiva e Riccione addirittura la quarta vittoria consecutiva. Sono due squadre che veramente io in primo momento onestamente le avevo viste all'inizio stagione, non ci credevo, però sapevo che avevano un buon gruppo e ottimi giocatori, però alla fine stanno riuscendo forte. Penso che sia la Marignanese e sia questo Fia Riccione hanno delle qualità per poter puntare in alto e per dar fastidio a queste grandi squadre, che vuole dire il Duca Ribelle e il Diegaro, che per me rimangono sempre le favorite. Mentre invece il Tropical Coriano sta stentando, una squadra che veramente è una matricola, ha fatto qualche errore, però onestamente penso che prima o poi ne uscirà fuori. E proprio domenica c'è un incontro importante tra Tropical Coriano e Diegaro. Già, esatto, tra il Tropical Coriano e il Diegaro capolista. Allora, in base anche a quello che ci ha detto Renzi, i risultati appena letti, andiamo a vedere la classifica, come si è mossa. Del Duca Ribelle, Corticella e Diegaro sono tutte e tre in prima posizione a 20 punti, Marignanese 18, Fia Riccione 17, Castenaso 15, Medicina 13, Argentana 13, Granamica e Sampa Imola 12, Tropical Coriano, Vadese e Masi Voghiera 11, Sant'Agostino 9, Classe Copparese 6, Cavaronco 5, chiude il Castrocaro con 3 punti soltanto. Eh sì, una classifica si fa veramente molto importante, come diceva il nostro Renzo Baldisseri. Io passerei allora a vedere il servizio inerente a questa categoria, così dopo Giacomo commentiamo anche la bella e convincente vittoria della Fia Riccione ottenuta al Nicoletti contro la Vadese 3-1. Starter Green dal 2000 fornisce garden, vivai, aziende agricole, giardinieri e manutentori, specializzata nella cura del manto erboso, delle piante fiorite da orto e da giardino. In ambito sportivo provvede alla manutenzione e al trattamento dei campi da gioco. Ci trovi anche online al sito startergreen.it. Inoltre Starter Green presenta il nostro prodotto top, Starter Trico K. Vi aspettiamo nella nostra azienda. Quinto posto in classifica, -1 dai cugini della Marignanese, -3 dalla Vetta, dall'Olimpo direbbe qualcuno se non fosse stato per quell'inizio di stagione con la casella 0 in fatto di vittoria a Nicoletti. Magari oggi racconteremo un'altra storia, come quella di Docente che una volta sbloccatosi è tornato al suo solito vizietto, quello dei gol. Eppure la Fia Riccione soffre l'inizio di un Vadese Zola che gioca a viso aperto. La Fia Riccione infatti si fa vedere da subito con questa rimessa di Borghini che porta la battuta scordinata in Chisi, pallone fuori misura. Ancora protagonista Borghini che va allo scambio con Docente, Cecchetti si inserisce ma non trova i tempi necessari per il pertugio giusto. La rimessa laterale e Inchisi lascia sfilare il pallone proprio in direzione di Borghini che chiama la comoda presa con Solini, ma al primo affondo il Vadese Zola dall'altra parte passa e Inchisi, scivolando in area di rigore, frana addosso a Vandelli. Il replay a cura di Eugenio Angeli ci mostra il fallo evidente. Dal dischetto Arbizzani non tradisce l'appuntamento con la rete. 1-0 per la formazione ospite, ma lo stesso Inchisi si fa perdonare nell'immediato. Centrocampisti indovina l'angolo alla destra di Consolini per l'1-1. Meritata la gioia per uno dei centrocampisti migliori del girone di eccellenza. Ma la Fia Riccione è risorto davvero micidiale. Docente apre per l'inserimento di Tavannini, il cui tiro viene respinto da Consolini sui piedi sparaventi, che segue il classico tapin vincente 2-1 e sorpasso compiuto. Via alla festa riccioniese. Quest'oggi i ragazzi di Lorenzi indossano la maglietta arancione. Nella ripresa Tavannini in velocità apre subito per Docente, il cui tiro chiama l'intervento Consolini. Dalla bandierina ospiti pericolosi con questo colpo di testa che termina alto, ma la Fia Riccione gioca davvero bene e in scioltezza Tavannini mette al centro, ma Inchisi non inquadra
dallo specchio della porta. Sul 2-1 potrebbe cambiare lo scenario del match quando Graziosi, volatosi in area avversa, viene toccato da Alberici, ma l'arbitro sorvola. Il replay, curato da me attraverso questo commento, ci fa notare il tocco del centrocampista riccionese. Grazioso comunque non demorde e prova subito dopo alla via del gol, senza fortuna. Da rinvio invece di Passaniti, Docente manda in porta Cecchetti, quale sfiora la terza marcatura. Sfortunato in questo caso il giocatore in maglia numero 7. Ospiti che ci provano dalla distanza, ma la Fiariccione senza patemi arriva anche al tris. Da notare il tocco morbido di Passaniti, portiere che ama giocare con il pallone tra i piedi, ricordando un po' un certo Higuita. Non a caso invia questo pallone preciso in direzione Cecchetti, cui traversone viene raccolto da Docente con tanto di pallone spedito in fondo al sacco. 3-1 e fine dei giochi. Per una grande Fiariccione che diverte e si diverte, ritrovando anche il sorriso del suo uomo di maggior spicco, alias Benito Docente. Che sia uno spettacolo vedere il minuto 90 quando si smarca per consegnare al compagno Giunchetti il pallone del poker, ma forse per il Vadese Zola sarebbe stato davvero troppo. Su rigore siete un po' d'accordo? Iniziamo da Renzo, su rigore c'era. Per me era grosso, c'era il rigore, ci poteva stare, ecco. Lì poteva cambiare qualcosa Giacomo sul 2-1? Poteva cambiare qualcosa, sì, e anche per me era rigore. Però nulla toglie alla bella prestazione della Fiariccione, che come giustamente ha detto Renzo siamo alla quarta vittoria consecutiva, e poi con un Docente davanti che si è sbloccato è tutto più facile. Ti è piaciuto, no Renzo? Sì. Filmato, tutto quanto, tutto Docente. Però io per rigore l'avrei dato, dopo il risultato. Ma però, tu eri un arbitro impeccabile. Non è di quello, ma quanto io sono dicendo che le città fanno degli sforzi, fanno dei sacrifici. Chiaro che quando c'è il rigore bisogna darlo, se c'è la simulazione c'è il giallo. Però diceva Bosco, rigore è quando l'arbitro fischia. Sì, che è chiaro, un noto allenatore è l'arbitro quando l'arbitro fischia, però questi rigori qua, secondo, visto l'immagine, si devono dare. E quelle sono verità incontrovertibili. Però bisogna vedere dopo se veniva fatto il rigore, se veniva realizzato. Tu quanto l'hai dato? Non è detto, anche perché ricordiamo che la Fiariccione ha dei numeri veramente importanti, la miglior difesa con 5 gol, 13 gol subiti, quindi parliamo di una squadra di tutto rispetto. Però diciamo onestamente adesso è venuto fuori la Marignanese, secondo me la Marignanese ha delle qualità forse più della Fiariccione, perché ha dei giocatori importanti, poi con gli ultimi arrivi come Domini, Sartore, ha degli attaccanti formidabili. Penso che la Marignanese quest'anno può ripetere il campionato della prestazione, poi Lulli, il mister Lelli, come si chiama? Lilli. Scusatemi, Lilli, penso che sia uno degli allenatori più preparati dell'eccellenza. Infatti a mio avviso il valore aggiunto è mister Lilli da una parte per la Marignanese e Docente per la Fiariccione. Comunque, sono questi che fanno la differenza. I tuoi amici di Bellaria, notavo adesso il tuo primo piano, hanno proprio ragione, con la camicia si vede l'abbronzatura che c'è stata a Ibiza. Credo che abbiano proprio ragione, credo. Va bene, dai, andiamo a vedere il prossimo turno così ci spostiamo in promozione che stanno arrivando. Questa l'ho comprata a Ibiza. Proprio viene da lì proprio. Va bene. Allora, il prossimo turno Argentana Corticella, Castrocaro Copparese del Duca Ribelle Classe, Castenaso Fiariccione, quindi una trasferta abbastanza difficile per la FIA. Massi Voghera Marignanese, altra trasferta anche per la Marignanese, Medicina Gran Amica, Sampa Imola, Football Cavaronco, Tropical Coriano Diegaro, questo sarà il big match che noi riprenderemo, Vadese Zola, Sant'Agostino. Ebbene, allora Jenny, con te ci spostiamo a vedere i risultati e classifiche della promozione Girone D, perché poi avremo 3 contributi filmati e sentiremo anche i nostri ospiti. Perfetto, allora andiamo subito a vedere cosa è successo nella 9ª giornata della promozione. Allora, Cervia Visto Novafeltro, l'abbiamo subito anticipato in apertura perché appunto abbiamo qui uno dei protagonisti delle Cervie, finita 6-2. 2M Sparta Castel Bolognese, il Castel Bolognese agguanta la testa della classifica vincendo per 3-2. Faenza Torconca finisce a reti bianchi, questo forse era il big match di giornata tra le seconde in classifica. Gambettola Russi, il Gambettola blocca sullo 0-0 il Russi che così perde la testa della classifica. Gatteo Bagnacavallo finisce con la vittoria degli ospiti per 2-1. Bellaria Giamarina, Fosso Ghiaia 5-2. Qui in studio qualcuno mi sta dicendo di alzare il volume, come se io parlassi sottovoce oltretutto. No, quel risultato per me si sentiva poco. Si sentiva poco.
Pioggia di gol al Nanni, dopo ci racconti un po' di cose Giacomo. Pietracuta, San Pietro in Vincoli, finisce appunto con la vittoria del San Pietro in Vincoli per 2-1, abbiamo già letto il messaggio e per quanto riguarda il Pietracuta della Presidente, ma ne abbiamo tanti altri, adesso li leggeremo. Reno Sant'Ermete finisce 1-1, si spartiscono la posta in palio anche Vis Misano San Pierana, ma in questo caso la partita finisce a reti bianche. Mi sono dimenticato di dirlo nel servizio, Jenny, perché comunque a Nuova Fetta sono molto attenti in questo. Era una partita che Victor lo ricordava, hanno perso 6-2, ma complimenti a un amico che tra l'altro è seguito anche da Luca Di Como. Willy Muratura ha realizzato il 200° gol in carriera. Bravo. Complimenti di cuore Willy, veramente ragazzo straordinario. È nato un po' come Olli, ma andava a dormire anche con il pallone da calcio, quindi potete immaginare Willy. Ha fatto un Eurogol, ha detto primo bene. ha fatto un gol alla Del Piero. Davvero strepitoso Willy, complimenti davvero. Allora io ne approfitto un attimo per leggere un messaggio che è arrivato per Willy. Volevo fare complimenti a Willy Muratori per il gol numero 200 della sua carriera. Forza Willy, la tua passione ti farà avere ancora tante soddisfazioni. Zio Max firmato. Bravo zio Max. Questo è un messaggio di un amico per Valdisserri. Mirko Mariotti da Bologna ci sta guardando e ci scrive: Renzo mi manchi e ricorda, rigore è quando lo fischia Valdisserri. Valdisserri non ne arbitra più, i rigori non si danno più. Però salutalo a Mariotti. Io è chiaro che un amico così lo saluto, speriamo di vederci, ecco. Però ecco. Speriamo di vederci, speriamo sì. Di rincontrarci, ecco. Però i rigori quello che devono dare, chiaro. Va bene Renzo, va bene. Allora cosa facciamo? Mi sono un po' perso. Allora, io leggerei un po' di messaggi, se sei d'accordo Dani, perché stasera vi state scatenando, ne stanno arrivando veramente, non so più dove mettere le mani. Allora, per Victor, cosa ne pensi del ritorno del calcio nel calcio giocato di Riccardo Iontani o Lontani? Riccardo Lontani, era le 3. Può tornare quello del Diegaro? Ah, tutte le qualità, assolutamente, è un giocatore incredibile. E lo saluto. Ciao Ricky. Alpini quando vince il Bellaria hai un sorriso bellissimo. Devo dire che speriamo di averlo spesso. Ma devi ridere anche quando perde però. Esatto. No. Buonasera a tutti, vorrei fare i complimenti a Victor per lo spirito e la passione che mette giorno dopo giorno nel progetto Cervia Calcio, firmato la moglie del tuo capitano. Bello questo messaggio. Molto grazie, bello, lo saluto e grazie mille. Molto bello. Per il futuro, Ndoca, questa domenica abbiamo visto una doppietta di un giovane Romagnoli. Chi è? La società punta sui giovani come gli anni scorsi? La società Cervia sicuramente ha sempre puntato sui giovani, non solo Romagnoli, ci sono tantissimi giovani bravi, che elenco molti sicuramente avete, vero. Tanti. Quest'anno sicuramente, anzi chiedo anche al mister perché in promozione fanno la differenza i giovani, giusto no, mister? Se ce l'hai bravi sì. Ne ha avuto l'azzi. Anche questo non fa una piega. Con noi sicuramente quest'anno ci sono tantissimi giovani bravi, tra quelli che magari giocano poco ma si allenano magari ai 2000 e quelli che giocano, che hanno la fortuna di giocare, che stanno facendo molto bene. Corsani, Filippo Fantini, lo stesso Scarpellini, Brando, Candoli che è arrivato quest'anno dal Valle Savio, che è veramente un giovane promettente, un 2000, questo Romagnoli ha fatto una doppietta che non c'è bisogno secondo me di presentarlo perché è un ex Imola, era nostro, era del Cervia, è andato all'Imolese e quest'anno è tornato alla base e ci sta dando un'ottima mano e ha fatto una doppietta sabato sera bellissimo, anzi continuate tutti a allenarsi bene perché è il futuro per loro, perché ormai io sono vecchio. Allora, Luca Belloni ci scrive, ciao Luca, ciao. Che salutiamo assolutamente. Dani, potevi lasciare l'audio originale della sintesi del Perticara? Immagino che non si potesse. Va bene Luca. Esatto, allora, prima di dare un'altra sgrassata, leggo un attimo questo perché siamo in promozione del Duca Ribelle. Vai. Ieri brutto primo tempo del Duca Ribelle, in realtà lo dovevamo leggere prima, nel secondo tempo invece si poteva anche vincere, questo Alessio che lo scrive. Bravo Alessio che ci fai sempre il punto della situazione. Esatto. Allora, prima di dare un'altra sgrassata ai messaggi che stanno continuando ad arrivare, oltretutto quelli su WhatsApp sono inquietantissimi Dani, perché si vede sta scrivendo, perciò già ne ho 50 ancora da leggere, in più vedo sotto che state scrivendo tantissimo. Bravi. Esatto, però abbiamo tante immagini ancora, perché abbiamo la sintesi del Cervia, quella del Misano e quella del Bellaria, che immagino che Giacomo abbia piacere di rivedere.
Iniziamo gradualmente. Esatto, vai. iniziamo gradualmente e andiamo a vedere la sintesi di Cervia Nova Feltria. Arriva, Vai, pure con la prima. Eccolo qui, bravo. Come le carni sono una grigione, particolari e soprattutto sani. I nostri prodotti non sono industriali, ma arrivano direttamente dalle nostre campagne. I nostri grigioni sono seguiti secondo gli standard biologici, curati con metodi naturali e alimentati con cereali prodotti in azienda, in modo da rendere i prodotti unici e indimenticabili, di qualità superiore, come i nostri prosciutti etichettati con numero progressivo stampato a fuoco. Il grigione, perché il grigione è una scoperta dell'antico. Con noi più sapori sulla tavola. Parola di Giuseppe Gabrielli. Al Todoli il Cervia si riscopre grande, avvalendosi del marchio Campioni che caratterizzava i gialloblu di casa nel lontano 2004, quando il club fu protagonista a livello nazionale sulle reti Mediaset all'interno di un programma di intrattenimento. Vittima sacrificale in Nova Feltria, arrivato decimato all'appuntamento tra assenza e squalifica e costretto a rinunciare anche all'ultimo arrivato Mosconi. La gara si apre con questa punizione battuta da Ceccarelli, quale recrimina per un fallo di mano non sanzionato dal direttore di gara. L'azione prosegue con il pallone raccolto e spedito in area avversa, dove il traversone di Calandra non viene raccolto da nessuno dei compagni. Invece, sempre da un pallone gettato in mezzo alla mischia, la gara si sblocca. Valentini mette al centro, Alberani approfitta del mancato intervento della difesa ospite per battere Battari. La risposta è Nova Feltria per viene da calcio piazzato. La battuta di Radi viene scaraventata nei piedi di Muratori, il quale si interstadisce in una solo personale che lo porta a inventare e trovare una velenosa traiettoria che sorprende Bragion per l'1-1. Per Muratori si tratta del secondo centro in campionato, stagione che è iniziata anche per lui con qualche guaio muscolare. Il Nova Feltria gioca 45 minuti di buon calcio e le sortite offensive sorprendono la difesa di casa quando Sartini si invola verso la porta avversaria. Bragion ci mette una pezza, l'ex Juniores appoggia la sfera per Di Filippo che centra il legno alla destra dell'estremo di casa. Dall'angolo il Cervia va vicinissimo al bersaglio, mentre in Nova Feltria da un'azione insistita tenta la battuta dalla distanza affidata a Mammutai, pallone fuori misura. Il Cervia quando affonda fa male, qui Alberani rischia la doppietta e il suo pallonetto viene sventato da Radi. Lo stesso Alberani, pescato in profondità, mette al centro per la corrente Romagnoli, che di piatto batte Battani, portando il Cervia sul 2-1. Primo tempo che si conclude con questo tiro cross a cura di Di Filippo bloccato da Bragion. Nella ripresa il Nova Feltria esce di scena mentre il Cervia padroneggia, rendendo da subito l'idea con questo tiro dalla distanza che si spegne di un nulla al lato. Da corner arriva il tris. Kalac sotto misura non perdona. Lo stesso giocatore troverà nuovamente gloria personale quando da un pallone perso a centrocampo Alberani esegue l'ennesima sgaloppata del match, alza la testa servendo a Kalac il più comodo degli assist, il quale ringrazia portando il Cervia sul 4-1. Dall'ennesimo pallone gettato in mezzo all'area di rigore nasce un parapiglia che si conclude con la deviazione vincente a firma di Valentini. Siamo a questo punto sul 5-1. In Nova Feltria si vede con questa discesa di Di Filippo, pallone al centro, Muratori va a terra, per l'arbitro si tratta di rigore. Dagli 11 metri lo stesso attaccante sigla il gol che lo porta a quota 3 nella classifica capocannonieri. Le disattenzioni però proseguono e da una rimessa laterale il Cervia arriva addirittura alla sesta marcatura con Romagnoli. Termina qui una gara che vede il Cervia riacquisire fiducia dopo un inizio di stagione travagliato. Il sogno promozione sfumato all'ultimo istante l'anno prima nei playoff col Coriano inizia a materializzarsi anche in questa stagione. Il Nova Feltria invece dovrà ripartire dai buoni 45 minuti del primo tempo per ritrovare fiducia nei propri mezzi, ma soprattutto servirà, come non mai, recuperare in fretta alcuni uomini fondamentali per centrare l'obiettivo salvezza. Ebbene sì, mi scuso perché vedendo gli appunti mi avevano segnalato la doppietta di Kalac, invece mi dicevi tu che aveva segnato Calandra, giusto? Sì, Calandra. Allora sì, chiedo scusa a Calandra. Vogliamo far vedere quelle maglie che avete, Mario, dalla regia, Mario Rulli? Ma una a te e una io, dai. Una, dai, voi due, ve le dividete. Anzi, così ti Mario fa Cervia, da oggi ti fa Cervia, non ti fa più Bellaria. Spiegami un attimo, Victor, queste qui sono le maglie del solo centenario. momentaneamente. No, prima l'ha detto che ti fa Cervia. No, momentaneamente, lui ti fa Cervia. Quindi praticamente, Victor, queste sono le maglie del centenario? Queste sono le maglie del centenario. Quella bianca mi piace molto, quello te la frego, te lo dico già. A me piace, questa è la mia, a me piace più questa però. Quella giallo-blu. Sì. Va bene, sono molto belle, complimenti. Anno del centenario, lo ricordiamo, ma aspettavo anche Vittorio Sgarbi stasera, ma sei venuto solo tu. Va bene, ci basti così. Dovevi chiamarlo. Va bene, lo devo chiamare io. Va bene. Andiamo avanti con altre immagini. Sì, con le nostre immagini, allora andiamo a vedere la sintesi di Misano-San Pierana, la partita è finita a reti bianche. EF Fornitalia propone una vasta gamma di tutte le misure di macchine alimentari, forni pizza elettrici, impastatrici, stand di pizza, barbecue, griglie in pietra lavica, cuocipiada, mixer tritacarni, affettatrici e sfogliatrici per pasta e pasticceria. Siamo in località Pianacci a Pietracuta di Salleo. Potete consultare i nostri prodotti al sito www.igffornitalia.com o contattarci allo 0541 92 34 53.
Sampierana e Vice Misano si sfidano con ambizioni di classifica diverse, anche se la distanza attualmente tra le due formazioni è di sole 2 lunghezze. Alla fine ne esce un brutto 0-0 con l'immagine a cura di Paolo Arcangeli. Passiamo alla cronaca del match. Il Misano cerca di schiacciare l'avversario ma lo fa malamente, il colpo di testa di Stella termina ampiamente a lato, stessa cosa dicasi per la conclusione di Muccioli. La Sampierana si vede con questo tiro di Collini bloccato da Sacchi. Ma proprio gli ospiti concedono davvero tanto, il tentativo di Muccioli non trova il bersaglio, ancora Muccioli protagonista e migliore dei suoi, impegna così Zollo. Nella ripresa la Sampierana va vicinissima al gol, Sacchi è battuto ma la sfera termina di nulla al lato, Muccioli dall'altra parte da calcio piazzato non inquadra il bersaglio, ma è sempre lui a recare pericoli senza incidere. Dal traversone del neo entrato pari arriva il colpo di testa di Stella che termina al lato, mentre successione da una parte e dall'altra, ecco spuntare due comode parate per Sacchi e Zollo, ma Zollo prima compie l'ennesimo intervento facile della giornata, ma poi deve superarsi su questo missile di Stella che fa gridare al gol. Strepitoso l'intervento dell'estremo ospite. Dall'angolo il colpo di testa di Urbinati termina alto, mentre la punizione di Serafini è a dimenticare. Lo stesso Urbinati si danna ma non trova forza per incidere. Ancora occasione per il Misano, ma né Sanchez né Benedetti riescono a battere Zollo, mentre Collini dall'altra parte sveglia Sacchi rimasto inoperoso, e quando Tonini fa una discesa delle sue va vicinissimo al grande gol della giornata, ma si perde sul più bello, mentre a photo finish divora e gode 3 punti il neoentrato Torreggiani. 0-0 il finale. Misano Sampierana è una partita che avete visto, non ha regalato forti emozioni, lo dicevo anche nel servizio. Magari prendiamo spunto da questo messaggio qui, prego Jenny. Allora, ringraziamo innanzitutto il nostro telespettatore che ci segnala, ci fa i complimenti per la trasmissione. Grazie, e quindi tanto, esatto, lo ringraziamo anche per questo. E poi ci segnala la vittoria del Reno nel recupero di mercoledì sera contro un lanciatissimo Pietracuta. Protagonista Focaccia con 2 Eurogol che non si vedono di frequente in queste categorie. Grazie e buona continuazione. Sì, è vero, avete giocato mercoledì sera a Savignano nell'antistadio, vittoria per 2-1 credo del Reno contro il Pietracuta che poi dopo la sconfitta di ieri ha conosciuto il secondo stop consecutivo. 7 giorni prima invece aveva vinto il derby, meritando ovviamente 4-0 in casa del Nova Fette. Ecco, 2 battute d'arresto forse inaspettate, ma il Pietracuta sta facendo un torneo strepitoso e ha come obiettivo una tranquilla salvezza. Andiamo avanti. Allora, andiamo avanti e dobbiamo ancora vedere la sintesi di Bellaria contro Fossoghiaia. Allora, prima di andarla a vedere e poi lasciare la parola a Giacomo, io farei anche 2 o 3 domande a Giacomo che ci stanno arrivando e attraverso i messaggi. Allora, innanzitutto ci chiedono, domanda per Alpini, voci di mercato a Bellaria, e poi ancora, domanda per Giacomo Alpini, ma il terzo gol del Bellaria era autogol o gol di Zanni? Allora, partiamo dalla seconda. Partiamo dalla seconda. Il terzo gol è di Zanni. Ho avuto anch'io il dubbio che fosse autogol, dopo ho chiesto e lui mi ha detto io l'ho toccata di testa, dopo dietro non lo so, ho visto, quando mi sono girato ho visto la palla in Zanni. Quindi gol di Zanni, che tra parentesi un 2002 che sta facendo veramente veramente bene. Voci di mercato, voci di mercato non lo so, perché no, ti dico non lo so perché c'è qualche giocatore che si sta avvicinando, stanno parlando con qualche ragazzo, sempre della zona, ma la politica che è stata adottata quest'anno e sta portando dei buoni risultati in questo momento sono quelle dei giovani, quindi non lo so se ci saranno grossi movimenti di mercato, qualcosa ci sarà sicuramente, però non c'è niente, bombe non ce ne sono. Bombe non ce ne sono. Allora, dopo appunto queste puntualizzazioni di Giacomo, io andrei a vedere per la sua felicità la sintesi di Bellaria contro Fossoghiaia. A1 Arredamenti è un'azienda leader nella progettazione e produzione di ambienti su misura per attività commerciali, quali hotel, bar, ristoranti, negozi, uffici e residenze private, realizzando sia opere parziali che chiavi in mano. Grazie all'esperienza maturata al fianco di grandi committenti internazionali, si propone come partner ideale per imprese e professionisti che operano nel settore del contract. Qualità progettuale, realismo operativo ed efficienza realizzativa. Vi aspettiamo nella sede operativa, zona industriale, via Giovanni Santi 18, Fanano di Gradara.
Il Bellaria cerca la vittoria che manca dalla gara vinta in esterna con il Nova Feltria e Forza Ghiaia vuole dare una svolta alla propria classifica, all'ultimo posto non aiuta. A Nanni si incontrano due squadre bisognose di punti salvezza, punti che valgono doppi, vedendo che il Bellaria nel prossimo turno incontrerà in esterni Torconca, mentre il Forza Ghiaia ospiterà a domicilio il Gatteo. Già al primo il Bellaria sfiora la marcatura con questo colpo di testa di Fusi respinto sulla linea di porta. Dalla bandierina nuovo tentativo con la palla che carambola nei piedi di Caporali, il quale trova la ribattuta di Menghi. Ma prova e riprova, prima o poi il pallone entra e Chiussi sceglie il gol che vale la copertina con una staffilata dalla distanza che termina nell'angolo alto alla destra di Menghi per l'1-0 dei locali. Neppure il tempo di festeggiare che 4 minuti più tardi il Bellaria perviene al raddoppio grazie all'involontaria complicità di Menghi, in questo caso non esule da colpe. 2-0 per il Bellaria. I bianconeri ospiti provano a timbrare la presenza in campo, ma il calcio di punizione non crea grattacapi alla retroguardia di casa che dall'altra parte sfiora la marcatura con Caporali. La squadra di Fusi qualche metro lo concede, ma Gennari sembra quasi scusarsi per il disturbo con un tiro lento e fuori misura. Lo stesso numero 8 recepisce il messaggio e spedisce in porta. Questa volta Mignani deve allungarsi per evitare pericoli maggiori. Da punizione dell'anno sfiora la marcatura. Il terzo gol bellariese rileva complicità, difficoltà e regali difensivi in fase di marcatura degli ospiti. Zanni ringrazia per il 3-0 del Bellaria Giamarina 1956. Nella ripresa il Fosso Ghiaia cambia decisamente atteggiamento, in questo caso arriva un tiro dalla distanza che Mignani controlla con l'occhio vigile, mentre dell'anno quando pennella al centro questo traversone risulta micidiale e non a caso Bottini non perdona, riaprendo i giochi. La formazione di Gentili ci crede, qui Mignani viene chiamato alla presa, ma dall'ennesimo traversone il Fosso Ghiaia dimezza ulteriormente le distanze. Gentile concessione ancora della difesa bellariese per il 2-3 a firma di Benini. Il Bellaria accusa il colpo, si getta in avanti, Zanni trova Menghi a negargli la gioia del gol, ma dalla bandierina Fusi Junior trova il colpo di testa vincente per il 4-2, sospiro di sollievo e esultanza alla Piontek per lui, pum pum. Il Forza Ghiaia non si arrende, il colpo di testa di Ceroni trova l'esterno della rete. La formazione di Gentili è anche sfortunata quando dell'anno inventa e Molducci di testa manda di pochissimo al lato, ma gli ospiti sono costretti ad alzare bandiera bianca quando il folletto Bellavista trova spazio, mette il pallonetto vincente. Menghi tocca ma nulla può e dopo pum pum ecco l'esultanza alla Cristiano Ronaldo. Diciamo che i giocatori di Fusi si trattano bene in quanto a scelte ed esultanza e quando Loi al 91esimo vorrebbe trovare gloria personale si esprime prendendo esempio dal suo cognome di origine sarde in stile Eupremio Caruezzo. 4-2 e fine dei giochi. 5-2 mi correggo. Stefano, dalla regia puoi mandare il prossimo turno. So che tu hai una domanda particolare invece per Victor. Prima fammi fare i complimenti ai miei ragazzi terribili. Sì, va bene, quindi ragazzi, grande sì. Partita, grande vittoria. Bravo e premio. Mister, prima volevo chiedere a Victor, parlava di una mossa del valore aggiunto che aveva dato il mister. Mi sembra che ci sia una mossa che io ho visto nelle ultime partite molto importante, che riguarda proprio il capitano. Luca Ceccarelli, sì. Tante partite sicuramente che ha giocato in Serie A e Serie B tra professionisti, cioè per lui non era sicuramente così difficile, sicuramente, almeno penso io, però è ovvio che si è applicato e si è messo a disposizione e tantissimo, comunque ci mette la passione lui più che me, che la sua moglie prima ha detto che ci mette la passione io, ma la passione la mette lui perché è lui tutti i giorni là al campo con Mister Bondi e sicuramente grazie a lui anche che siamo là davanti. Sì, averlo spostato di qualche metro in sì, avanti. Però gli dico una roba qua in diretta, deve stare molto attento perché se andiamo su sa quello che deve fare, perché le promesse bisogna che le mantiene. Quindi, no, ma adesso cosa ha promesso? Ha promesso che lui non dico altro, quindi ti faccio solo il gesto. Basta il gesto. Era chiaro. È quello che ci deve dare a noi gli alpini per continuare a parlare. Quindi partecipiamo anche noi a questo. Quindi non lo so se ti conviene se andiamo su, quindi va bene ragazzi, un abbraccio. Siete uno spettacolo voi due. Allora, noi adesso lanciamo la pubblicità, ci fermiamo per 3 minuti e mezzo, rientriamo, promozione marchigiana con Renzo e Mister Scadovi e poi prima categoria, pubblicità.
Arredamenti è un'azienda leader nella progettazione e produzione di ambienti su misura per attività commerciali, quali hotel, bar, ristoranti, negozi, uffici e residenze private, realizzando sia opere parziali che chiavi in mano. Grazie all'esperienza maturata al fianco di grandi committenti internazionali, si propone come partner ideale per imprese e professionisti che operano nel settore del contract. Qualità progettuale, realismo operativo ed efficienza realizzativa. Vi aspettiamo nella sede operativa, zona industriale, via Giovanni Santi 18, Fanano di Gradara. Alca Servizi è specializzato nell'outsourcing qualificato della funzione logistica, nel servizio di facchinaggio, di trasporto, di produzione, ricerca del personale e pulizie civili e industriali. Noi di Alca Servizi offriamo ai nostri clienti gli strumenti per beneficiare di una maggiore flessibilità e una significativa ottimizzazione nella struttura dei costi aziendali. Per maggiori informazioni consulta il sito alcaservizi.com. Alca Servizi, la tua fiducia è nelle nostre mani. Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Timbota è il nostro motto. Da sempre offriamo qualità. Siamo attrezzati di ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese, Poggio Berni. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. Ciao, sono il dottor Matteo Lazzarini. Vuoi tornare a sorridere in 24 ore? Con gli impianti a carico immediato, se il caso lo permette, potrai tornare a sorridere in un giorno solo. Vieni a trovarci, ti cureremo con le più moderne tecnologie, la TAC 3D, il microscopio ed il laser per la cura della piorrea, lo scanner intraorale per le impronte senza pasta. E allora, non andare all'estero a curarti, scegli i medici italiani, scegli noi, vieni a trovarci. A San Leo vi aspettano i prodotti esclusivi del territorio, come le carni e i salumi del Grigione, saporiti, particolari e soprattutto sani. I nostri prodotti non sono industriali, ma arrivano direttamente dalle nostre campagne. I nostri grigioni sono seguiti secondo gli standard biologici, curati con metodi naturali e alimentati con cereali prodotti in azienda, in modo da rendere i prodotti unici e indimenticabili. Di qualità superiore, come i nostri prosciutti etichettati con numero progressivo stampato a fuoco. Il Grigione, perché il Grigione è una scoperta dell'antico. Con noi più sapori sulla tavola. Parola di Giuseppe Gabrielli. Starter Green, dal 2000 fornisce garden, vivai, aziende agricole, giardinieri e manutentori, specializzata nella cura del manto erboso, delle piante fiorite da orto e da giardino. In ambito sportivo provvede alla manutenzione e al trattamento dei campi da gioco. Ci trovi anche online al sito startergreen.it. Inoltre, Starter Green presenta il nostro prodotto top, Starter Trico K. Vi aspettiamo nella nostra azienda. IGF Fornitalia propone una vasta gamma di tutte le misure di macchine alimentari, forni pizza elettrici, impastatrici, stand di pizza, barbecue, griglie in pietra lavica, cuocipiada, mixer tritacarni, affettatrici e sfogliatrici per pasta e pasticceria. Siamo in località Pianacci a Pietracuta di San Leo. Potete consultare i nostri prodotti al sito www.igffornitalia.com o contattarci allo 0541 92 3453. Romagna Sport, il primo sito sportivo in Romagna, in tutto. Entriamo in studio dunque perché sono arrivati diversi. Esatto, allora Dani, questo lo devo leggere subito. Buonasera a tutti, sono Luca Ceccarelli, volevo confermare le parole appena pronunciate da Victor. Ogni promessa è debito, voi fate il vostro dovere e io farò il mio. Grande Ceccarelli. Molto bene, grande. E noi È tutto ci registrato. associamo a questa promessa. Quindi. Esatto, ci associamo ed è tutto registrato. Allora, prima di andare a vedere e di entrare
nel campionato marchigiano, volevo leggere questo messaggio perché ci scrivono giustamente: alla carriera di Willy ha contribuito anche mister Scardovi, suo allenatore, 3 anni a Morciano e 1 anno a Forlì. Era nato un bel giocatore, Massimo? Era un ottimo giocatore, è sicuramente ancora un ottimo giocatore perché l'ho visto poco tempo fa, è ancora in forma. Poi vedendo le immagini ancora fa i suoi gol spettacolari come sempre. Un ragazzo d'oro, un ragazzo che secondo me meritava anche dei palcoscenici superiori, è stato un piacere allenarlo, ci siamo penso anche divertiti in quegli anni a Morciano, anche a Forlì. Sono contento che giochi ancora e spero, gli auguro di continuare così e di fare tanti gol perché lui vive per il gol, è proprio in simbiosi con questa. Lui è come Ollie Benji, lui va a dormire con i palloni, sì, no? Togli i palloni. Diciamo che quegli anni ho allenato dei buoni giocatori che hanno anche fatto dei bei gol, l'anno che diceva del Cervia dei campioni, noi avevamo una buona squadra e abbiamo dato del filo da torcere. È vero, mi ricordo, bravo, è vero, mi ricordo. E in casa abbiamo perso 2-1, una partita determinante che non meritavamo e fece gol Bondi, che è entrato dalla panchina. E una partita dove c'era la neve, era il 6 di gennaio mi sembra, e giochiamo un ottimo calcio, è stata un'esperienza molto bella, però il calcio va avanti, ecco. Andiamo a vedere i risultati della classifica per quanto riguarda il campionato di promozione marchigiana. Grazie Stefano, eccoli qui. Cantiano Calcio, Osimo Stazione 1-1, Filotranese Gabice Gradara 0-1, torna a vincere il Gabice Gradara. Urbino Camerano 3-0, Mondolfo Villa San Martino 3-1, Olimpia Marzocco Osimana 1-4, Passatempesi Ilario Barbara Lorenzini 0-0, Valfoglia Biagio Nazzaro 0-1, Vigo Castelfidardo Moia Vallesina 0-0. Cambia qualcosa in vetta alla classifica perché troviamo, grazie anche al contributo di Stefano Papini che andiamo a vedere proprio in questo istante, l'Urbino che aggancia la Vigor Castelfidardo a quota 14, poi Mondolfo, Osimo Stazione 13, Valfoglia 12, Biagio Nazzaro 11, Moie Vallesina, Cantiano, Villa San Martino, Gabice Gradara 9 punti, Filotranese 8, Osimana 7, Ilario Barbara Lorenzini 6 insieme alla Passatempese, 3 punti per il Camerano Calcio, 2 punti Olimpia Marzocca. Allora Renzo, ti lascio a te lo spazio per commentare con il mister, se vuoi fare anche delle domande inerenti un po' alla stagione del Gabice Gradara. Sappiamo che il mister è arrivato proprio a fine agosto dopo che la squadra era stata affidata per il secondo anno consecutivo a mister Papini. Io direi prima di tutto analizzare i risultati di ieri. Chiaro che in campionato quest'anno del campionato di promozione Girone A delle Marche è un campionato molto interessante e lo dimostra che sono in testa 2 matricole, vale a dire l'Urbino e la Vis Castelfidardo, che l'anno scorso entrambi erano in prima categoria. Però attenzione alle squadre che veramente avevano delle carte e regole per far buono un campionato, vale a dire proprio il Biagio Nazzaro che veramente sta recuperando fortissimo e il Mondolfo. Ritornando al Gabice Gradara è chiaro che qualche punto pesato li ha persi, però è una squadra che io l'ho visto giocare in Coppa Italia, l'ho visto giocare in campionato con il Camerano, è una squadra che ha degli ingredienti, ha dei giocatori per poter fare dei risultati, ha avuto delle giornate no. Adesso qui con il mister, la prima domanda che io le voglio fare, mister, 9 punti in campionato, tra i quali 6 in trasferta. Come ha detto prima il collega, una telefonata, un messaggio, forse 2 vittorie in trasferta e 3 pareggi in casa. Com'è? Si gioca meglio fuori in trasferta che in casa? Ma non è così, nel senso che se andiamo a analizzare le 3 partite che abbiamo fatto in casa, secondo me forse quella con la Biagio Nazzaro, anche se trovandosi sul 2-0 a un quarto d'ora, 20 minuti del secondo tempo, se non commettevamo quell'ingenuità, quel rigore regalato, forse magari potevamo portare un po', forse dico, perché nella partita dopo col Camerano vincevamo 2-0, al 90esimo abbiamo preso 2 gol, cioè regalati da parte nostra, quindi non è così, sicuramente ci è mancato qualcosa, sicuramente a livello di concentrazione e attenzione abbiamo fatto degli errori che li abbiamo pagati cari, ecco. Però mi piace guardare il bicchiere mezzo pieno, andiamo avanti, questi sono i nostri punti che abbiamo raccolto, vuol dire che ci meritavamo questi. La cosa importante è aver vinto ieri e l'abbiamo vinto con lo spirito giusto, quello che mi è piaciuto da parte dei ragazzi è stata questa voglia di portare a casa la vittoria. Speriamo, come ho detto prima, che sia di buon auspicio per il nostro proseguo di campionato, anche perché sì, sono arrivato a fine agosto, la squadra era già fatta, questi sono i giocatori, sono convinto che possiamo toglierci delle soddisfazioni. È ovvio che dobbiamo crescere sotto l'aspetto del gioco, un gioco che
cerco di inculcarli nella testa ai miei ragazzi, dove attraverso un aspetto propositivo dobbiamo sempre andarci a giocare le partite per vincere. Questa è una cosa che mi piace, dove sono andato ho sempre creato questa situazione qui, questa alchimia, e spero di essere bravo anche quest'anno in questa piazza che veramente vive di calcio. Ecco. Un'altra domanda, è contento della scelta che ha fatto e è pure anche contento dell'organico che ha? Ma se ho scelto vuol dire che sono contento. Ho fatto negli ultimi anni, ho fatto altre categorie, però a me piace allenare. A prescindere dalla categoria mi piace stare a contatto con i ragazzi, cercare di insegnargli un po' il mio credo calcistico, che è semplice, che è fatto di sacrificio, è fatto di impegno e soprattutto di provare a giocare a calcio, perché io ho smesso perché non mi divertivo più. Quindi quello che voglio trasmettere ai miei ragazzi è che il calcio deve essere bello, deve essere fatto seriamente, perché alla fine poi dicono che è tutto un gioco, però vedo che mandano via gli allenatori in seconda categoria, in prima categoria, quindi poi alla fine non è un gioco, no? Quindi quello che mi piace insegnare a me è che i ragazzi devono metterci passione. La passione ci fa fare il salto di qualità. Poi dopo le doti, le qualità, quelle se ce le abbiamo, meglio ancora. Ultima mia domanda è questa. Come domenica affronterà questo Rio Salso, che è un incontro importante, è la differenza tra il calcio romagnolo e il calcio marchigiano, che lei purtroppo è un romagnolo, sa dire proprio con esattezza. Purtroppo no, dai. Io porto i colori della Romagna in giro e quindi... Vediamo anche il prossimo turno intanto mentre parla il mister, prego. No, sicuramente domenica è uno scontro importante, perché affrontiamo la prima in classifica, affrontiamo una squadra che abbiamo già incontrato in Coppa, e dove l'abbiamo eliminata, ma è una signora squadra composta da buoni giocatori e fanno un certo tipo di calcio, quindi noi sicuramente domenica dovremo fare una grande partita per portare a casa il risultato pieno. Sappiamo che per vincere dobbiamo sicuramente giocare in un certo modo, ecco. Quindi in settimana ci alleneremo per questo, cerchiamo di migliorare negli errori. La partita le affrontiamo tutte nella stessa maniera, lo spirito giusto, provando di giocare a calcio per provare a vincere la partita. Ok, grazie mister. Prego. Mister, le faccio una domanda anch'io, perché è arrivata e tramite SMS. Volevo sapere da mister Scardovi se sinceramente il Gabice Gradara punta al salto in eccellenza, dato che ha strutture davvero importanti. E qui pretendono subito, Massimo, Sì, non ti danno tempo. No, allora la società a me mi ha chiesto di fare un buon campionato, l'anno scorso sono arrivati sotto i playoff, raggiungere i playoff sarebbe già un obiettivo importante. Ecco. Personalmente mi piace scherzare e dire che ho fatto 3 anni in promozione e siamo andati 3 anni sono saliti di categoria, quindi vincendo il campionato Forlì, a Viusmare e con la Cagliese. Quindi questo è il mio 4º anno in promozione, mi fermo qui, però è ovvio che mi piace vincere, è ovvio che poi alla fine contano i giocatori, perché l'allenatore allena durante la settimana, poi la domenica sta in panchina, sì, deve essere bravo a leggere le situazioni a livello tattico, deve essere bravo a cambiare qualche situazione durante la partita, però poi alla fine conta il valore del giocatore, per vincere ci vogliono giocatori anche di qualità. Certo. Un saluto a mister Scardovi, un lusso per la categoria, questo è Emanuele Paganelli che ce lo scrive. Allora, lo salutiamo. Grazie. E lo salutiamo. E Daniele, io direi di correre velocissimamente, perché insomma ne abbiamo ancora di carne al fuoco, il tempo invece è rimasto poco. Allora andiamo in prima categoria, girone H, andiamo a vedere che cosa è successo appunto durante la giornata. Si giocava la 7ª giornata. Asar Villamarina è finita per 1-0, riscatto dell'Asar dopo la sconfitta nel derby la settimana scorsa contro lo Spontricciolo. Athletic Poggio Alta Valconca 2-1, Delfini Rimini Morciano Calcio 3-1, Granata Verucchio 2-1. Sono bastati 3 minuti al Verucchio per perdere sia la partita che il primato. Mondaino Roncofreddo 5-2, Perticara Spontricciolo è finita 1-2, vittoria in rimonta e primo posto per lo Spontricciolo, mentre però segnalo che per il Perticara ha segnato Casadei Parlanti. 57 anni non sentiti. No, fantastico, veramente. Polisportiva Sala Stella 1-1, un pareggio che costa la vetta, questo è la Polisportiva Sala. Riccione San Vittore 1-1. Andiamo a vedere la classifica dopo l'ultimo turno con il contributo del nostro Stefano Papini alias Papen.
Prego Jenny. Spontriciolo è in cima alla classifica con 15 punti, Polisportiva Sala 14, Mondaino, Granata e Verucchio 13, San Vittore 12, Morciano Calcio 11, Delfini Rimini 10 punti, Stella 8 punti, a 7 punti troviamo Alta Valconca, Asar e Villa Marina, mentre Riccione e Athletic Poggio sono a 6 punti, Roncofreddo 5, chiude il Perticara con 4 punti. Sfortunato, molto sfortunato il Perticara. Andiamo a vedere proprio il servizio che riguarda la formazione della Valmarecchia, che ha ottenuto purtroppo una sconfitta per 2-1, ma bene per lo Spontriciolo che in virtù proprio di questi 3 punti sale in vetta alla graduatoria. Servizio. Ciao, sono il dottor Matteo Lazzarini. Vuoi tornare a sorridere in 24 ore? Con gli impianti a carico immediato, se il caso lo permette, potrai tornare a sorridere in un giorno solo. Vieni a trovarci, ti cureremo con le più moderne tecnologie, la TAC 3D, il microscopio di laser per la cura della piorrea, lo scanner intraorale per le impronte senza pasta. E allora, non andare all'estero a curarti, scegli i medici italiani, scegli noi, vieni a trovarci. Come strani calcio, un gol al 94esimo proietta lo Spontriciolo al comando della graduatoria inaspettatamente, il Perticara diviene il nuovo fanalino di coda, eppure in campo il divario non si nota affatto, anzi lo Spontriciolo nel primo tempo risulta non pervenuto per stessa missione dei dirigenti presenti in tribuna. Nella ripresa la favola Casa dei Parlanti viene spezzata da un rigore e un gol nell'extra time, con la società di casa che fa sapere di non gradire l'ennesima direzione arbitrale contro, specificando in maniera corretta che la Perticara calcistica merita maggior rispetto. Alla vigilia anche un match tinto di rosa, due infatti le presidentesse, da una parte Gloria Franceschetti, dall'altra Daniela Palumbo. Il miglior attacco del campionato non produce frutti e il Perticara dopo un quarto d'ora di studio esegue il primo squillo della gara. Bardi davanti a Bedetti manca in fatto di freddezza. Dal corner Cedrini impatta ottimamente il pallone, non trovando però lo specchio della porta. Stessa cosa dicasi poco dopo per Averardi. La manovra insistita dei padroni di casa non reca patemi a Bedetti, anche in questo caso ha chiamato una comoda parata sul colpo di testa di Bardi, il quale diviene protagonista al minuto 41. Il suo pallonetto scavalca Bedetti e quando tutto lo stadio è pronto ad urlare al gol, la traversa nega gloria personale al numero 4. Il replay ci mostra meglio se il pallone abbia oltrepassato la linea di porta. Padronanza territoriale a cura del Perticara, ma produzione sterile. Qui Girardi non riesce a girarsi come vorrebbe, mentre al 45esimo i locali protestano per un dubbio fallo di mano non concesso dal direttore di gara. Il replay ci aiuta meglio a capire la situazione. Non a caso a fine primo tempo vengono chieste spiegazioni al direttore di gara. Nella ripresa lo Spontriciolo gioca da perfetto attendista, il Perticara avanza e quando Girardi sembra trovare la direzione giusta con tanto indicazione verso lo specchio della porta, Bedetti si dimostra signor portiere in uscita. Finalmente arriva l'acuto della nuova capolista, il tiro a giro di Meluzzi serve a dare una scossa ai suoi, anche se maggiori pericoli continuano ad essere a cura del Perticara. La punizione di Manenti si spegne di poco alta, a quarto d'ora viene allontanato per proteste Franceschetti dalla panchina, mentre al 25esimo il neo entrato a Casa dei Parlanti giustifica come mai tanta fiducia a un 57enne, primo pallone toccato, stop e intelligenza calcistica in occasione del gol, da vendere sicuramente alla bancarella. I coro siamo venuti fin qua per vedere segnare Relà, in questo caso è giustificato. Da palla 2 Spontriciolo pericolosissimo con un assist favorevole, ma Brisigotti alza la mira. A demurarlo ci pensa anche il neoentrato Fabbri, poi diverrà protagonista. Ma al 37esimo arriva il penalty concesso agli ospiti, da punizione di Brisigotti, gomito sulla conclusione di Mohamed viene ritenuto punibile. Il replay ci mostra appunto il colpo avvenuto in area di rigore. Dagli 11 metri Capriotti gela l'ex Sant'Arcangelo Cesario, 1-1. Il finale diviene da cardiopalma. A Cedrini capita il match point sulla testa, ma la sfera viene messa incredibilmente sopra la porta difesa da Bedetti. A questo punto entra in scena la classica regola calcistica. Ad ogni gol mangiato spesso corrisponde un gol subito. Contropiede dello Spontriciolo che vede protagonista Fabbri, che scodella al centro un invito a nozze per Capriotti, che ringrazia. Al 94esimo lo Spontriciolo diviene nuova capolista del girone H di prima categoria. L'esultanza è incontenibile. Meno per i padroni casa che spediscono l'ultimo pallone alle stelle, decretando il successo esterno colorato da questo abbraccio finale tra Brisigotti e Caprioli, e con le proteste di un Perticara che appunti avrebbe sicuramente meritato qualcosa in più. Ne stavamo parlando adesso, vogliamo tranquillizzare gli amici di Perticara. Per l'appunto abbiamo fermato il montaggio durante appunto la fase di elaborazione. C'è il braccio del giocatore del Perticara
che è così per coprirsi dal tentativo ravvicinato, e in questo caso con le nuove regole che sono in vigore da questa stagione è rigore in quel caso lì. Da verificare però anche nel primo tempo a 45esimo, non so se sei riuscito a vederlo attraverso i monitor qui dello studio Renzo, il rigore che ha recriminato anche il Perticara, perché io lì qualche dubbio ce l'ho. Chiaro, ma soprattutto io non voglio essere polemico, anche la decisione arbitrale è un certo Donati di Rimini, probabilmente conosce bene anche il giocatore del Pontriciolo. Sono decisioni secondo me che vanno fatte con più oculatezza, secondo il mio punto di vista. Non voglio entrare in merito perché l'arbitro l'ho fatto anch'io, però un arbitro di Rimini che poi Pontriciolo è a 10 grammi di Rimini lascia il tempo che trova. Quello che mi fa più pensare è che a volte anche in prima categoria ti mandano gli arbitri di Ravenna, Faenza, dicono che devono risparmiare in federazione e poi alla fine ti non lo so, però onestamente certe decisioni lasciano il tempo che trovano. Capire. Ritornando al discorso... Sì, telegrafico, perché siamo veramente in ritardo. Di Parlanti, io... Di qualcosa, di. Io l'ammiro per il coraggio che ha. 57 anni, entrare in campo. Tu ce la faresti? Io onestamente, apposta che il Perticara si trova in quelle difficoltà. Diamo spazio ai giovani. No, loro danno molto spazio ai giovani. Sì, però un allenatore di 57 anni deve dire... Io smetto, anche se lui è stato però entra e segna, è un grandissimo attaccante, però io onestamente, questo segna anche di egoismo. Un allenatore, penso che un allenatore, qualunque allenatore qui presente in tutta Italia, se c'è la panchina un po' giovane fa giocare un ragazzo. Adesso allora lo fa, è un uomo squadra, lasciamo il tempo che trova. Bisogna ammirarlo per il coraggio che era, però io... Massimo, dammi sostegno. No, io onestamente... Io ci ho giocato contro, che ne parlate, quindi un po' di anni fa, gioco ancora, fisicamente ancora mi io lo capisco e lo ammiro, però secondo il punto di vista diamo spazio a questi giovani. Ma non gli danno. Va bene, ma però gioca. Senti questo. Esatto. Allora parliamo di cose serie. Qui ci chiedono innanzitutto di far fare cambio camicia tra Alpini e Conte, tanto per cominciare. E poi né vodka né grappini, ubriachi di Alpini. E lui stasera vince per quanto riguarda gli SMS. Va bene. Allora, c'è un servizio che riguarda la seconda categoria, perché il prossimo turno ci ha già aiutato Stefano. Proprio sul servizio, esatto. Volevo segnalare che nella partita di seconda categoria Villa Verrucchio San Bartolo il primo gol è stato segnato da Pianini e non da Ceccarelli. E lo diciamo assolutamente, io ero presente e il primo gol è stato segnato appunto da Pianini, che l'ha presa di testa. Ok, in questo servizio però non te lo posso correggere in diretta, mi dispiace, però l'abbiamo detto assolutamente. Lo lanciamo, via. Assolutamente, andiamola a vedere. Arriva, Il Villa Verrucchio cerca 3 punti fondamentali soprattutto per il morale oltre che per la classifica, anche se l'inizio fa pensare al peggio e San Bartolo Gabice passa con questo tiro di Ottaviani che porta per l'appunto in vantaggio gli ospiti. Il San Bartolo arriverebbe anche al raddoppio che purtroppo per un problema con la telecamera non riusciamo a riprendere, ci scusiamo con la società. Il Villa Verrucchio rientra in partita ma prima sfiora la marcatura, poi perviene al gol che lascia ben sperare con Ceccarelli. Nella ripresa occasione da una parte e dall'altra, il Villa cerca il pareggio, il San Bartolo dall'altra parte la possibilità di allungare il vantaggio, ma alla fine a spuntare sono i padroni di casa con l'uomo di maggior talento, Abidun sigla in momentaneo 2-2. La pressione dei padroni di casa si fa insistente, solo la bravura di Tomassini evita il peggio prima che Ardillo si inventi il pallonetto di classe da categoria superiore che manda in paradiso il rosanero. 3-2 il finale e applausi a scena aperta. Dunque al Villa, noi siamo addirittura d'arrivo, tutto su Rimini Calcio, tra poco, grazie Jenny. Grazie a te Daniele. Andiamo a salutare gli ospiti di questa serata, grazie Giacomo Alpini che ti ritroveremo tra poco. Grazie, ciao a tutti. Conte, grazie di tu ti chiamo Conte. Grazie a voi, sempre gentilissimi. Mister Scardovi, fai felice Marsili, Maggi, tutti quanti, mi raccomando, in questa stagione che loro ci tengono tantissimo e ovviamente anche tu. Certo. Grazie ancora mister. Grazie a voi. Renzo. A Perticara sicuramente, prendiamo le botte da Nuova Feta, prendiamo le botte da Pietracuta e le prendiamo anche a Perticara, grazie a te. Dai che scherzo, dai. Tra poco in Sport Up, rimanete con noi, grazie ancora.